Pensiero del giorno, domenica 3 novembre. Essere puri di cuore. Le beatitudini di Gesù evocano in parte quelle che i discepoli già conoscevano, ma per la prima volta sentirono che i puri di cuore non solo erano degni di salire sul monte del Signore, come canta il Salmo, ma che potevano anche vedere Dio. Che cos'era questa elevata purezza per meritare così tanto? Gesù lo spiegherà ulteriormente nel corso della sua predicazione. Cerchiamo quindi di seguirlo per andare alla fonte della vera purezza. La parola vissuta ci rende liberi e puri perché è amore che purifica con il suo fuoco divino le nostre intenzioni e tutta la nostra intimità. Ma c'è un amore che Gesù ci insegna e che ci permette di vivere questa beatitudine. È l'amore reciproco. L'amore di chi è pronto a dare la vita per gli altri sull'esempio di Gesù, che crea una corrente, uno scambio, un'atmosfera la cui nota dominante è proprio la trasparenza, la purezza, per la presenza di Dio, che solo può creare in noi un cuore puro. Vivendo l'amore reciproco, la parola agisce con i suoi effetti purificatori, santificanti. Chiara Lubick, stralci del commento alla parola di vita del novembre 1999. Parola di vita novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.